Amici bellini, allora ci siamo. Io sapevo che non avrei... No, questa è un'altra cosa. Non si può fare. Fermo, che sto facendo spoilers che non vanno bene. Dobbiamo parlare di Gattuso, ma non solo. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, perdonate lo spoiler, sto facendo un po' di musica e spero di farvi divertire al più presto. Benvenuto Angelo Sciopero. E lo sciopero degli youtuber. Signori, io non ho capito, stavo ascoltando distrattamente la radio. Tra l'altro sarò ospite stasera. Sintonizzatevi su Radio Kiss Kiss Napoli stasera alle 21:20 italiane. Sarò ospite del programma Football Generation e parleremo ovviamente del Napoli. Ma mentre ascoltavo la radio mi è capitato di sentire un intervento di Carlo Alvino che diceva: ma dove sono gli YouTube? C'è uno youtuber che... Metto qua anche l'articolo che mi hanno mandato gli amici bellini abbonati sul gruppo. Io non lo so se è partito un dissing nei miei confronti. Sinceramente esaltavo Gattuso, sì, è vero. Sono stato contento dell'esonero di Ancelotti, sì, perché stava facendo dei disastri e quindi mi sento un pochino chiamato in causa. Nel frattempo però io non faccio un contro-dissing. Io ho il numero di Carlo Albino perché lo abbiamo intervistato qui. Gli ho mandato un messaggio, sta qui, gli ho scritto, mi hanno mandato questo, volevo chiederti se ti riferivi a me e se vuoi parlarne. Aspetto, Carlo Albino è online, aspetto una sua risposta e se ci sarà avrete degli aggiornamenti in merito, perché non mi sembra proprio il caso. Non mi sembra proprio il caso, ma mi fa sorridere la cosa. Quando si parla dell'uomo, quando si giudica l'uomo, ed eccoci al nocciolo della questione e del video stesso, vedete che io metto Rita Pavone qui in primo piano oggi perché io sono molto sensibile alle questioni sul razzismo, sull'omofobia, stiamo lì, è la non accettazione del diverso, tra virgolette. Ma chi l'ha detto che l'omosessuale è diverso da me? Magari sono io diverso da lui, chi l'ha detto che ho ragione io sono normale e lui è diverso? Non funziona così nella mia testa, specialmente io che vivo poi in America. Insomma, è un paese martoriato da queste dinamiche, da queste questioni, dove però se sei sensibile, se stai un attimino con le orecchie aperte, ti rendi conto che i brand, le società che gestiscono dei brand devono prendere posizione, altrimenti perdi il consumatore, perché io devo sapere se il brand che fa il pollo fritto è a favore del movimento dei Black Lives Matter oppure no. Devo sapere tutto. Allora è importante fare chiarezza e mi faccio aiutare anche da l'intervento di Sandro Renica, che sui suoi social ha scritto: un attimo solo, state adesso giudicando l'uomo Gattuso senza conoscerlo, come facevate su Diego Maradona. E se ne dette di qualunque colore sull'uomo Maradona, il campione, però l'uomo era così. E invece no, quelli che l'hanno conosciuto ci hanno detto che l'uomo Maradona era forse superiore anche al calciatore, per generosità, per straordinario affetto incondizionato. Insomma, veramente è sbagliato schierarsi da una parte o dall'altra e tranciare con giudizi, quando poi, se tu vuoi giudicare l'allenatore e mi dici quello non sa mettere la squadra in campo, è che il calcio va benissimo. Però se andiamo nel personale, io ho sempre contestato questo tipo di giudizio qui. E poi non riguarda solo Gattuso, perché sul personale si è andato con Ancelotti, sul personale si è andato su Sarri, è la storia dell'epoca moderna, no? Dei social, dove ognuno si sente il diritto di dire la sua opinione anche su fatti che non conosce. E Rita Pavone, l'omofobia. Vabbè, intende il sessismo, ma non fa niente. Pare, insomma, io pecco perché non ho voluto fare il video ieri notte che vi arriva la mattina, dove potevo dire magari Gattuso al Tottenham è fatta, cose incredibili, perché Gattuso al Tottenham non è fatta.
E a quanto sembra la potenza del tifoso inglese si fa di nuovo sentire quando si tratta di prendere delle decisioni, perché il tifoso inglese, quando dice la sua su delle questioni, vedi la Superlega, e le squadre inglesi li tengono in grande considerazione e si fermano. Ora, ci piace pensare che ci sia un retroscena romantico in questo, il tifoso è importante ancora per le società, per le squadre, e quindi loro tengono in considerazione quello che è l'opinione dei tifosi. Riflettendoci anche con Guido, che ho stimolato al riguardo, le questioni possono essere meno romantiche di quelle che ci sembrano. Il tifoso inglese è uno di quelli che va allo stadio a prescindere dai risultati, li riempiono gli stadi, vestono tutti con le maglie ufficiali, seguono la squadra, investono sulla squadra, e quindi più che il tifoso romantico, il calcio del popolo, sono le aziende inglesi che tengono più in considerazione i loro customers, i loro clienti. E forse questo che è un passaggio che ci manca in Italia, e dobbiamo renderci conto che il tifoso dovrebbe essere il tuo referente primo e referente ultimo quando tu prendi delle decisioni, ma purtroppo non è ancora così, perché se prendiamo l'esempio del Napoli, una cosa si chiedeva al Napoli di parlare e non si è parlato, si è finita la stagione e si è continuato a non parlare. Quando Politano è stato incalzato nella questione si è raggelato, ha detto no, mi fate parlare, non posso parlare. Quindi vuol dire che non c'è stata questa empatia tra società e tifosi, perché non ci dovevate dire sì, ci hanno venuta la partita, non ci dovevate dire sì, che possiamo aspettarci, però almeno una dichiarazione ufficiale dove dice non ce l'abbiamo fatta, siamo stati fragili mentalmente, ecco, qualche cosa del genere per almeno tenerci coesi. E invece no, avete lasciato che ognuno di noi facesse le proprie illazioni, i propri pensieri, ognuno di noi resterà convinto della propria verità. Gattuso era già d'accordo con Paratici per andare poi alla Juventus, che non sarebbe andata in Champions, allora non ci volevano perché così, allora poi Paratici prova a portarselo così. Ma dimentichiamo in tutto questo la figura del procuratore, che poi è anche una figura strana, perché in questo il procuratore, ok, i giocatori, ma pure gli allenatori vi volete prendere, e questa è una deriva poi pericolosa che porterà ancora peggio il mondo del calcio in dinamiche che esulano veramente dalla tecnica, dalla tattica e dal calcio, dal campo, dal calcio giocato, ma si parla solo di interessi economici, perché Mendes probabilmente forza la mano con Commisso, ti devi prendere questi giocatori qua miei perché Gattuso li vuole, se non te li prendi Gattuso non ti fa giocare bene la squadra. Commisso probabilmente, perché non lo sappiamo, probabilmente risponde io faccio quello che voglio io. Nel frattempo Mendes va al Tottenham a dire volete Gattuso? Meglio pigliatevi Gattuso, forzano la mano, Gattuso già sta là, però poi i tifosi, è bellissima questa cosa qua, e chi rimane col cerino in mano sono i tifosi, ragazzi, perché Gattuso una squadra la troverà, può rimanere fermo un anno, non ha importanza per loro, perché esordi e Tenen veramente non ha, per loro non ha importanza. Il problema è il tifoso che adesso la Fiorentina sta in difficoltà, che deve trovare un altro tecnico, è tutto molto brutto, e quindi noi ci dobbiamo semplicemente rendere conto del mondo in cui viviamo e renderci conto che il calcio purtroppo non è diverso da tutte le altre dinamiche politiche, economico-finanziarie, è così. Mi piace sottolineare la questione, sempre parlando di brand, no? Di aziende. Adesso non si fa altro che parlare della Coca-Cola dopo il gesto di Ronaldo che dice no, acqua, che toglie lo sponsor così, e poi ci saranno probabilmente delle cause. La Coca-Cola perde 1,4 in borsa, che sono miliardi di dollari. Però questo cosa porta? Voi dite Ronaldo ha rovinato la Coca-Cola, non lo so, perché poi a seguire una serie altre di giocatori, non ultimo Lukaku, che non è l'ultimo arrivato, voglio dire, a livello di immagine è forte anche lui, che dice invece Coca-Cola, chiamate i miei procuratori, lavoriamo insieme, e non si fa altro che parlare di Coca-Cola adesso. Quindi non esiste cattiva pubblicità.
tutto quello che succede, che rimbalza sui social, è comunque pubblicità ed è quello che vogliono, perché poi crei divisione, crei giudizio e quindi crei click, crei opinione sui vari social e il nome gira. È la cosa più importante in questo momento. Anche ecco perché, per esempio, il dissing, gli youtuber che si fanno i dissing tra di loro, che magari si insultano, portano altra gente curiosa a cliccare, e quindi anche se ti devi fare un video dove vieni insultato, qualcun altro ti clicca, tu magari fai qualche views in più e c'è un ritorno economico. Noi parliamo però di spiccioli che non servono nemmeno a comprare le sigarette. Quando parliamo invece di miliardi di dollari, ecco che la questione è un attimino diversa. Non sto ignorando la questione che ha portato i tifosi del Tottenham a rivoltarsi, a lanciare l'hashtag no to Gattuso out noi, loro no to Gattuso, nel senso che Gattuso non era neanche in, quindi loro stoppano prima che avvenga. Lui avrebbe detto ai tempi del Milan, dove praticamente lui dice io non ce le vedo le donne nel calcio, non ne capisco, non lo so, non ho nemmeno approfondito, ma l'amica Bellina Vale mi ha scritto su Instagram ed era distrutta. Colpa nostra in Italia, perché colpa anche mia. Io di queste frasi non ne sapevo niente, all'epoca del Milan evidentemente non lo seguivo assiduamente e quindi non avrò seguito, non lo ricordavo onestamente, e quindi colpa anche nostra. Evidentemente i tifosi inglesi sono stati più bravi, più veloci e più pronti a cercare tutto quello che riguardava l'uomo Gattuso prima dell'allenatore Gattuso e quindi prendere posizione al riguardo. Io vi ripeto, Rita Pavone qua vuol dire che io tengo in grossissima considerazione le quote rosa su questo canale. È inutile che vi faccio l'elenco delle amiche belline. Quando invito Guido Gentile dice buongiorno e buonasera alle amiche e agli amici bellini. Prima degli amici ci sono le amiche, che invece che belline io dico che sono bellissime. Devo farvi l'elenco di Stellina, di Polly, di Rita, di Angela? No, Anna Maria, che vi faccio a fare l'elenco, me ne dimenticherei qualcuno. Non va bene. Io rispetto moltissimo l'opinione femminile sul calcio, non è detto che ne possiamo parlare solo noi, anzi molto spesso mi arrivano degli stimoli e delle opinioni anche più interessanti da parte delle donne che amano il calcio e ne parlano con cognizione di causa, non guardano il culo di quello che si muove nel campo in mutande, come noi molto spesso facciamo quando per esempio guardiamo un artista musicale, che ci interessa la musica, o ci stiamo guardando un paio di cosce. Molto spesso siamo noi più colpevoli di questa cosa qua. Però Gattuso, se pensa così, male. Se l'ha detta male e non si è corretto, male a livello di comunicazione che non si è saputo esprimere, se qualcuno non lo ha fermato, se qualcuno gli ha teso la trappola, tutto questo non lo so e poco mi interessa. Mi rifaccio alle parole di Renica: se non conosciamo le persone nel profondo, nel privato, non dovremmo giudicare quelle che sono le loro convinzioni sulla vita in generale. Quindi veramente mi lascia il tempo che trova. Gattuso si prenda le responsabilità di quello che ha detto in passato e ne paghi le conseguenze, perché ci sono persone che per molto meno, ci sono comici che per fare una battuta un po' oltre le righe hanno rischiato la loro carriera, comici che non hanno potuto presentare gli Oscar perché l'hanno detta grossa magari in passato. Si pagano, le cose che dici vengono usate contro di te e si pagano, e quindi invece che concentrarci noi sul giudizio, stiamo lì a guardare le conseguenze di quello che ognuno dice e pensa e lo riporta poi nel mondo dei social, che non risparmierà mai nessuno. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ci vediamo stasera, ci vediamo su Radio Kiss Kiss, chi può seguire dalla TV, radiokisskiss.it su internet, kissinapoli.it su internet, e niente, vedremo cosa succede, vediamo se Carlo Alvino mi risponde. Non mi ha risposto. Mi ha risposto. E allora non è per lui, il dissing non è per me, e Carlo ci vediamo per un'altra intervista più presto. Un abbraccio. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa, così poi cliccate sulla campanella
poi vi iscrivete al canale Telegram, E di poi più, dovete dai, praticamente basta, fare basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose Mi bellissime. fai il Io poi caffè. non mi ricordo come mi chiamo.